capito che questa città non ti vuole! Protesta in barca degli attivisti del collettivo Occupato Morion e della rete nazionale No DDL Sicurezza tra i promotori contro il ministro Piantedosi e la giunta Brugnaro. Questa città non vuole i personaggi a cui oggi stringi le mani per parlare di sicurezza, della vostra sicurezza! La manifestazione di protesta con striscioni, slogan e fumogeni lungo il Canal Grande, con gli attivisti tenuti a loro volta sotto controllo e successivamente bloccati a rialto da polizia e finanza che li seguivano a stretto giro a bordo delle rispettive imbarcazioni. Siamo qui a resistere per garantirci un futuro migliore, quel futuro che ogni giorno ci togliete dalle mani. Tra le rivendicazioni del dissenso, la richiesta di maggiori finanziamenti al welfare, la questione casa, con gli alloggi ERP a Venezia e liberi abbandonati perché non occupati da chi ne ha bisogno, il ventilato ritorno delle navi da crociera in laguna, così gli attivisti, con, non ultimo, il riferimento alla tragica morte dell'amico Giacomo Gobbato, il 26enne ucciso a coltellate a fine settembre scorso a Mestre, nel tentativo di difendere una donna da una rapina in Corso del Popolo. Il tutto al grido di no alla repressione e all'abbandono del territorio, tra le rivendicazioni e contro il DDL Sicurezza, avverso il quale la mobilitazione, promettono, continuerà da tutto il Veneto per ritrovarsi il prossimo 14 dicembre a Roma con partenze da Venezia.